Cari amici malati, cronici e aspiranti tali, benvenuti a una nuova puntata di Malattie, Terroni. Oggi tratteremo di un argomento alquanto noioso, da prendere quasi con le pinze. Stiamo parlando dell'uso inappropriato del clacson. La sindrome di oggi si chiama "Oh, ma che ci suoni?" Ma vediamo di che cosa si tratta con i nostri fantastici tester. Oh, dai, ancora! Oh, ma che sono? Ma che ci sono calma! Oh, vediamo le Vedi calma! Oh, Ti dai, dico di nuovo avanti! Raga, che la travagliare! Calmate! Scuro! Ancora! Avete visto come questa sindrome spazientisce soprattutto chi la subisce e di conseguenza poi impazzisce? Che fa? Non si capisce? Ma di soluzioni ne abbiamo, certo che ne abbiamo, proprio con i cati, a buttare, a voglia se ne abbiamo. Ma ne parliamo con lui, il nostro mitico Mimmo, scienziato. Buonasera professore, questa disfunzione mi preme particolarmente perché ho dei casi in famiglia. Per esempio mio cognato, ogni volta che entro in macchina con lui si mette a dare in macchina e comincia a suonare, mi fa fare malafiora chicchiana senza motivo. Ma bando alle ciance, dopo diversi esperimenti siamo arrivati a diverse soluzioni. La prima soluzione è sostituire a sua insaputa il suono del clacson con la voce della moglie. Oh, amore, dai, muoviti! Giuseppe campata a casa! Dai, che... Giuseppe a cattere un pane! Giuseppe venisse chiudato! Giuseppe! Che è? Cucumanna a casa? La seconda soluzione è a sua insaputa sostituire il suono del clacson con l'audiolibro. Oh, amore, dai, Nella muoviti! nostra mente Ma che- creare una calma interiore per noi stessi e generare un campo, fare delle scelte utili e concrete. Oh, a questo punto mi chiamo tua moglie. Ma come sei su sto coso? Nei casi più estremi, mettere i cavi nel volante. A questo te l'avevo vizio. Oh, amore, dai! Ringraziamo il nostro Mimmo scienziato per i suoi preziosissimi consigli. Grazie Mimmo di essere stato con noi. Avete visto, c'è sempre una soluzione a qualsiasi patologia. E come disse Bip Bip a Willy il coyote dopo anni di inseguimento, oh, basta! Bip Bip. E a tutti gli amici che ci stanno ascoltando a casa e che soffrono di queste patologie, ricordatevi sempre che, anche se a voi non sembra, siete ascoltati, siete aiutati, ma soprattutto siete malati.